Sorge sul Colle Castellar, la pieve di San Pietro di Castello Roganzuolo. Era stata inclusa nei territori cenedesi concessi al Patriarcato di Aquileia per 8 secoli, dal 1074 al 1818. Lo testimoniano la statuetta di Santa Ermacora, inserita in una nicchia esterna, e la banderuola di Santa Marcora, svettante dalla torre campanaria. Originariamente dotata di 3 altari, venne ampliata con l'aggiunta della navata e di 3 cappelle nel lato nord, come ricorda l'iscrizione sull'architrave nella porta d'accesso laterale, con incise la data 1490 e le 2 chiavi incrociate, simbolo petrino di potenza e scienza, leitmotiv che si ripete altre 2 volte all'interno. La terza cappella a sinistra, che riporta nei basamenti gli stemmi dei patriarchi di Aquileia del XVII secolo, custodisce entro una cornice seicentesca un trittico di Silvio Sanfiori, copia di un'opera di Tiziano Vecellio. L'accesso al presbiterio è preceduto da 2 affreschi ammonitori, esprimenti il tema della difficile obbedienza nell'Antico Testamento. Nel presbiterio, Francesco da Milano affrescò nel 1526 una complessa iconografia incentrata sulle storie e sulla missione del santo patrono, occupando il sottarco gotico, la volta e le pareti. Dalla classica consegna delle chiavi alle più scenografiche apparizione dei santi Pietro e Paolo ad Attila e caduta di Simon Mago, Francesco da Milano continua a trasmettere con le sue tonalità intime e rustiche un senso di godimento estetico che sprigiona un suo fascino sottile.